Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Spezzacciamercato, Batman napoletano, come state io? Spero tutto bene. Scusate per il tono di voce, ho basso ma sto un po' male, vabbè. Allora, in questo video andiamo a fare la storia, vi vado ad illustrare la storia del Barcellona, dal 1899 in cui è stata creata e poi fino agli anni più recenti. Vabbè, iniziamo subito. Allora, come già detto, il Barcellona è stato fondato il 29 novembre 1899 da un gruppo di imprenditori svizzeri a capo c'era Gamper che acquistò appunto la squadra. Fino agli anni 40, quindi per circa 41 anni circa, ci furono tanti trofei vinti, diversi trofei vinti, buone prestazioni e tutto. E però arrivò un momento buio, diciamo, dagli anni 40 agli anni 50, oltre alla guerra mondiale, susseguito alla morte del presidente Joseph Sugnel. Quindi diciamo il Barcellona a quel tempo si passano in un momento a così, c'è molto pure il presidente, quindi potete pensare, potete solo immaginare la situazione in cui stavano avendo. Poi dagli anni 50 in poi, 1950-1955, ci fu la nuova elezione presidente, ehm, del presidente del Barcellona, e ci fu una vera e propria rivoluzione lì, da quello che so, lì il presidente del Barcellona, il vecchio presidente del Barcellona, ehm, fece proprio una rivoluzione, sia a livello di giocatori, sia a livello di allenatore, a livello di trofei, fece diciamo buone cose, e no, si può dedurre dall'acquisto per circa 50, 60, 70 più o meno, siamo là 50, 60, 70 milioni di lire, col tempo stiamo le lire, l'acquisto del campione ungherese Kubal, con cui il Barcellona vinse diversi trofei, tipo due coppe, da quello che so, poi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vinse tipo due campionati di Liga Spagnola, due Supercoppe e una Coppa di Spagna con l'ungherese. Quindi sono all'incirca 5 trofei. Poi arrivò l'era Cruyff, quindi parliamo degli anni 70 del 1900, 1960-70, dove arrivò Cruyff al Barcellona. In quel periodo Cruyff, nel periodo del Barcellona, ehm, diciamo, era molto, c'era all'apice della carriera a quel tempo. Infatti in quegli anni più o meno vinse anche il pallone d'oro come trofeo individuale. Poi vabbè, vinse anche nel 1992 la Coppa dei Campioni, però ehm, non come, non come giocatore ma come allenatore. Nel 1992. Poi arrivò dal 2003, 2004, non mi vorrei sbagliare, arrivò l'era Messi, l'era la MSN, quindi
Messi, Neymar e Suarez, ci fu quell'era dal 2004 al 2015, poi chi se n'è andato a PSG come Neymar, chi al Liverpool se non sbaglio, Suarez andò al Liverpool, era rimasto solo Messi, quindi dopo 5 anni più o meno se ne andò a Messi nel 2020 era. Nel Barcellona visse, sì, visse, sarebbe giusto, visse una vera e propria crisi non finanziaria perché la Porta, il presidente del Barcellona, attuale presidente del Barcellona, dal 2010 se non sbaglio, spendeva, non voglio dire poco, ma giusto, non provava quei colpi assurdi che si fanno, però poi dopo la stagione 23-24 il Barcellona si è ripreso, perché fino alla stagione 23-24 non si capiva più niente, era una crisi profonda il Barcellona. Però vabbè, poi la Juve, vabbè, lo sapete più di me. Barcellona ha sempre avuto una masia, fin dall'inizio ha avuto sempre una masia molto buona, quindi un settore giovanile abbastanza buono dove sono usciti molti talenti. Per esempio Pedri, uno recente Yamal, poi ce n'è uno nell'Under 15 se non sbaglio, adesso non ricordo il nome, molto forte. Poi un altro talento Messi della Masia del Barcellona e tanti altri. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.